Strage dei ventenni a Jesolo e Musile di Piave, 2 comunità sconvolte per la fine dei 4 ragazzi, l'appello del padre dell'Onora Frasson sotto shock, ragazzi attenti quando andate in macchina e il genitore dell'unica superstite dice ho perso 4 figli, chiediamo giustizia. Dopo la ragazza salvatasi è stata determinante per individuare il 26enne romeno che ha speronato l'auto, domani l'interrogatorio per l'uomo che ha detto al suo avvocato era meglio se morivo io, il governatore Zaia dice giustizia rapida ed esemplare. Giovedì mattina, con tutta probabilità, nel campo sportivo di Musile l'addio ai 4 ragazzi, un'unica cerimonia funebre, sarà lutto cittadino anche a Jesolo. Autonomia, dopo il vertice finito il lite della scorsa settimana, il Premier Conte convoca una nuova riunione del tavolo di governo per venerdì alle 13. Principio di incendio, lo storico conservatorio Pollini di Padova invaso dal fumo, intervento dei vigili del fuoco, evacuati 150 studenti. Rimprovera a giovanissimi vandali che avevano colpito la parrocchia nei giorni scorsi, il sacerdote di Chirignago a Mestre aggredito dagli stessi giovani bulli. 14 luglio 1989 i Pink Floyd sbarcano a Venezia, 30 anni fa lo storico concerto e le polemiche del giorno dopo, le immagini dell'epoca dagli archivi di Antenna 3. Buonasera, buonasera e ben ritrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali, dunque in primo piano la tragedia che ha colpito nelle scorse ore 2 comunità, Jesolo, teatro del dramma terribile dei 4 ragazzi morti con l'auto, la Ford Fiesta finita nel canale, e Musile di Piave, città di 3 dei ragazzi, l'altra città è Sandona di Piave. Mentre è ancora ricoverata in ospedale a Sandona Giorgia Diral, che è l'unica superstite, vedremo ha avuto un ruolo chiave poi nell'indagine. Domani c'è un incontro fissato per stabilire con certezza gli ultimi dettagli del data e luogo dei funerali che vedranno i 4 giovani, quasi certamente ancora una volta insieme per l'ultimo saluto, si parla di giovedì al campo sportivo di Musile. Tutto questo e molto altro nei servizi che abbiamo preparato e che vedremo insieme in quest'ampia pagina, ma iniziamo con il volto e il dolore composto di uno dei genitori dei ragazzi, Eleonora, deceduti nell'incidente, il suo messaggio ai giovani che percorreranno quel tratto di strada dove sua figlia è morta. L'unico messaggio che io posso darvi a voi ragazzi è quello di stare molto attenti, voi e ai vostri cari che avete da vicino, e niente, di avere molta prudenza per le strade. Un pensiero per quei giovani che continueranno a passare lungo la Jesolana con la stessa spensieratezza dei 20 anni della sua Eleonora, spezzati nella notte di sabato da un sorpasso azzardato di un 26enne forse convinto di avere il mondo sul suo volante. È un dolore immenso ma composto quello che si legge negli occhi di quest'uomo che ci riceve gentilmente nella casa di via Roma a Musile, dove Eleonora viveva con mamma Letizia e papà Luca. E da qui era partita con inseparabili amici e soprattutto con Leonardo Girardi, quel coetaneo che aveva scelto per la serietà, cosa rara di quei tempi. Eleonora e Leonardo, Giorgia Diral e Riccardo Laugeni, 2 coppie di fidanzati inseparabili, con Giovanni Mattiuzzo, l'amico di infanzia di una comunità, quella di Musile, dove tutti si conoscono, tutti si salutano. E oggi sul sagrato della chiesa del paese c'era quel vuoto che la scomparsa dei 4 giovani ha lasciato in tutta la comunità, rappresentata dal sindaco Silvia Susanna, che è passata di casa in casa, da via Roma a via Bellini, cercando di portare la solidarietà della sua gente per queste 4 famiglie colpite da una tragedia immensa come la perdita di un figlio. In ogni caso lo stesso dolore composto del papà di Eleonora, che con gli altri genitori si affida alla comunità per affrontare forse il momento più straziante, quello dell'ultimo addio, che quasi sicuramente giovedì mattina vedrà i 4 ragazzi ancora insieme, come quella tragica notte di sabato. Il sindaco di Musile ci ha invitato domani a partecipare a una riunione dove che andremo a decidere svolgere dei funerali e come eseguirli, perché pensiamo che ci siano abbastanza persone a venire qui a dare un ultimo saluto ai nostri cari. E poi c'è un altro papà, Paolo Diral, il padre dell'unica ragazza sopravvissuta all'incidente di sabato notte a Jesolo. Sentiamolo. Sono fortunato oggi perché Giorgia è qui, ma è come se avessi perso 4 figli, gli amici di una vita di Giorgia.
Paolo Di Rale è il papà di Giorgia, unica sopravvissuta di quella che per tutti è ormai la strage dei ragazzi. Eleonora Frassone, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni, Giovanni Mattiuzzo, tutti come lei 22 anni, morti in via Adriatico a Jesolo nell'auto ribaltata in un canale, non per una tragica fatalità, ma per la manovra azzardata di un 26enne romeno, poi fermato per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso, che li ha urtati durante un sorpasso, fuggendo via. A raccontarlo è stata proprio lei, Giorgia, sotto shock dopo essere riuscita a uscire da sola dall'abitacolo. Il padre accetta di incontrare i giornalisti per ringraziare quelli che hanno cercato, in quei momenti disperati, di salvare gli occupanti dell'auto. Li elenca uno per uno. La signora che ha dato il telefonino a mia figlia per potermi chiamare nel pieno della notte. A quel ragazzo che ha cercato di agganciare la macchina per tirarla fuori dal canale, che però si è rotta la corda e quindi non ha potuto far altro, ma lo ringrazio tantissimo. Ai 2 ragazzi che si sono gettati in acqua per cercare di aiutare i nostri ragazzi. Alla ragazza che ha segnalato la presenza di una macchina che zigzagava già da qualche chilometro prima. È una cosa grande, è una cosa memorabile per loro e per me, che almeno so che esistono anche gente che non si gira dall'altra parte quando vede qualcuno in difficoltà. Giorgia ora sta bene, spiega il primario del pronto soccorso. Le sole ferite che qui non possono guarirle sono quelle che l'hanno colpita negli affetti. Per una serie di circostanze fortunose, ma anche perché, avendo avuto modo di conoscere Giorgia, è una persona che è molto combattiva, è riuscita a uscire da sola dalla macchina e quindi a evitare il peggio. Fortunatamente non ha riportato delle conseguenze gravi, aveva un po' inalato di acqua del canale, ma in un modo modesto per fortuna, tanto da non averne conseguenze. Siamo vicini e siamo disponibili con le altre famiglie per qualsiasi supporto fosse necessario adesso o anche nei prossimi giorni, ovviamente. Nessun commento, nessun messaggio di papà Paolo al 26enne che ha ammesso di aver provocato l'incidente. Non vorrei entrare in questo argomento perché non mi compete, io sto pensando solo a mia figlia e soprattutto sto pensando a quei 4 figli che mi mancano, che ce li avevo la sabato mattina tutto il giorno e che una parte di loro e adesso non ci sono più. Poi quello che ne sarà di quel personaggio là ci penserà la giustizia, spero, mi auguro. La giustizia, allora, il governatore Zaia invoca una giustizia rapida ed esemplare, allora vediamo, ricostruiamo quella notte, ma parliamo anche delle indagini. Bravo ragazzo, veramente. Sono passate poco più di 24 ore dalla strage di Jesolo, ma qui in via Pesarona è un via vai continuo di amici e conoscenti dei 4 ragazzi rimasti uccisi sabato notte. Chi si ferma guarda il guardrail piegato, i segni lasciati dalla vettura dei ragazzi nel campo, poi lo sguardo si sofferma sulle acque del canale, dove l'auto ha terminato la sua corsa e dove Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni hanno trovato la morte. Incredulità, shock, dolore sono i sentimenti che si respirano in questo tratto di strada che sabato intorno all'1:30 è diventato lo scenario del dramma. I 4 ragazzi insieme a Giorgia Di Rale, unica sopravvissuta, stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un ristorante. All'improvviso, stando a quanto ricostruito, l'auto dei 5 amici sarebbe stata urtata da un'altra vettura, finendo fuori strada prima nel campo, poi, dopo essersi impennata, terminando la sua corsa nel canale. Sul posto arrivano 3 giovani albanesi che riescono a portare in salvo Giorgia, poi cercano di raggiungere anche gli altri 4, ma per loro purtroppo non c'è più nulla da fare. Nel frattempo arrivano le forze dell'ordine e i sanitari del SUEM che trasportano la 22enne sotto shock all'ospedale. È qui che la ragazza, nonostante il trauma, racconterà che la loro auto è stata urtata da un'altra vettura. Parole che portano gli investigatori a visionare le telecamere di videosorveglianza. A questo si aggiunge la testimonianza di un'altra automobilista che ha spiegato di aver visto una macchina compiere alcuni sorpassi poco prima dell'incidente. Elementi che permettono agli inquirenti di risalire all'auto di un 26enne romeno residente anche lui nello stesso paese delle vittime. L'uomo si trova ora ai domiciliari con le accuse di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso. Il suo legale, Rodolfo Marigonda, spiega che già domani potrebbe esserci l'interrogatorio di convalida da parte del GIP di Venezia. Il giudice, secondo l'avvocato, potrebbe disporre un incidente probatorio per valutare la velocità con la quale procedeva
dicevano i due mezzi coinvolti. L'avvocato sottolinea poi che il suo assistito vive da ieri in uno stato di profonda prostrazione. È incensurato, domenica, spiega, si trovava in auto con un amico e si è accorto solo di aver urtato qualcosa con lo specchietto, non aveva bevuto né assunto droghe. Ha espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime il governatore del Veneto Luca Zaia, che in un post su Facebook scrive: giustizia esemplare e rapida per Riccardo, Leonardo, Eleonora e Giovanni. Di loro adesso restano queste immagini, i volti sorridenti di 22 anni con una vita davanti e i ricordi di chi li ha conosciuti, come l'ex allenatore di Riccardo Giovanni che li aveva avuti nella squadra del Musile. Due ragazzi d'oro, due persone straordinarie. I funerali dei 4 ragazzi dunque potrebbero essere celebrati in un'unica cerimonia giovedì mattina. È il segno tangibile di 2 comunità, Jesolo e Musile, in lutto. Il dolore di perdere un figlio è un dolore enorme, incontenibile. C'è un genitore che, tra l'altro, il figlio deceduto era figlio unico, quindi si può immaginare quale disperazione io abbia trovato stamattina in queste famiglie. Solo disperazione o anche rabbia? Anche rabbia. La rabbia per un incidente causato dall'incoscienza di un'altra persona che non si è neppure fermata a prestare soccorso. Silvia Susanna, sindaco di Musile, ha toccato con mano lo strazio delle famiglie dei 3 ragazzi del suo territorio che hanno perso la vita e chiede, come i genitori delle vittime, che chi ha sbagliato ne risponda. Giustizia, assolutamente, giustizia, ma io anche come sindaco chiedo giustizia perché abbiamo perso 4 ragazzi per bene, di famiglie per bene, delle perle di giovani di cui la nostra comunità aveva bisogno, quindi io credo che se c'è qualcuno che ha commesso un errore deve pagare per questo errore. Nessuna autopsia, la Procura della Repubblica ha concesso il nulla osta ai funerali dei 4 ragazzi che potrebbero essere celebrati in forma comune. Sì, il sentimento è un po' questo, quello di farlo in maniera comune, di farlo a Musile perché 3 dei 4 ragazzi erano appunto residenti a Musile e domani ci sarà una riunione con tutti i genitori affinché possano decidere quello che vogliono per i loro figli e noi come amministrazione saremo dei semplici esecutori delle loro volontà. L'ipotesi è di salutare per l'ultima volta Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni giovedì mattina al campo sportivo di Musile, sufficientemente capiente. 3 comunità, Musile, San Donà e Jesolo, colpite da una tragedia indicibile. A Jesolo il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Direi che era doveroso anche da parte del nostro comune fare questa delibera di giunta in cui abbiamo proclamato il lutto cittadino ovviamente e quindi con la bandiera a mezz'asta, perché anche se non erano cittadini di Jesolo, ma comunque erano cittadini di 2 comuni vicini, Musile di Piave e San Donà di Piave, e quindi come che fossero dei nostri cittadini, anche perché l'incidente è avvenuto proprio nel nostro territorio. Ho sentito i colleghi di Musile e di San Donà, stanno organizzando i funerali, vediamo se li fanno tutti assieme, tutti e 4 i ragazzi, e sicuramente parteciperemo io, ma anche più di qualche cittadino. Chiudiamo questa pagina sul terribile incidente di Jesolo. Ancora la cronaca però, il cadavere di una donna dell'apparente età di 60 anni è stato trovato nel pomeriggio nel parco di Menago a Bovolone, in provincia di Verona. Ancora da chiarire le cause del decesso della donna, che deve essere identificata. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 la donna era già deceduta, sono in corso indagini da parte dei carabinieri e sempre dal veronese un 66enne di Lavagno è morto stamattina dopo essersi rovesciato con il suo trattore. L'incidente è avvenuto in località Cisolino, l'agricoltore per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del trattore che si è capovolto e non ha dato scampo all'uomo rimasto schiacciato sotto il mezzo. I carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Caldiero e hanno sollevato il mezzo e ricomposto il corpo dell'uomo rimasto ucciso all'istante per le gravi lesioni riportate. E allora il panico vissuto allo storico Conservatorio Pollini in centro storico a Padova per un principio di incendio. Principio di incendio e tanta paura al Conservatorio Pollini di Padova, a 2 passi dall'Iston. Evacuati 150 studenti e 20 tra docenti e impiegati. Il guasto è avvenuto in una cabina elettrica cosiddetta di media tensione, posizionata nel conservatorio nei locali bassi della scuola di musica in via Carlo Cassan. Immediato l'arrivo di un mezzo dei vigili del fuoco che constatavano come si trattasse per fortuna solo di fumo causato dalla perdita di isolamento di alcuni cavi. I pompieri decidevano così di circoscrivere la zona interessata
applicata, mentre il personale presente nel conservatorio, scattato l'allarme antincendio, era già stato fatto evacuare. La produzione di fumo ha provocato comunque l'attivazione di diversi allarmi antincendio dei palazzi della zona, che sono stati tutti controllati dai vigili del fuoco per escludere qualsiasi altro problema. Alcuni locali del conservatorio interessati dal fumo sono stati subito areati con gli eletroventilatori e tornati utilizzabili dopo circa un'ora. Subito a lavori tecnici dell'energia elettrica per la riparazione del guasto e per ridare corrente alle utenze interessate dal blackout lungo via Cassan. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Adesso la disavventura del parroco di Crignago, siamo in terraferma Mestrina, aggredito da baby vandali. Questa settimana ho avuto a che fare con le volanti della polizia più di tutti gli ultimi 5 anni. Mentre ero al campo sono stato avvertito da chi usava il campetto che di notte giovani vandali ne avevano fatte di tutti i colori, rompendo, sporcando, tentando di entrare nella struttura, costruendo con i tavoli una torre per salire. Tornato a casa ho chiamato il 113 che ha mandato una pattuglia per informarsi della situazione. A raccontare l'aggressione subita è don Roberto Trevisiol, parroco di Chirignago, fratello di don Armando, e l'ha fatto per iscritto nel foglio parrocchiale. Alcuni giorni dopo le prime scorribande sarebbe stato lo stesso parroco a sorprendere i giovani vandali, intenti a continuare nella loro opera di devastazione. Il primo gruppetto, dopo essere stato sorpreso e redarguito, si sarebbe messo in fuga. Poche ore dopo un altro gruppetto si sarebbe introdotto al campetto nell'orario di chiusura. Questa volta però, dopo essere stato ripreso verbalmente, il capetto della banda avrebbe sferrato un pugno al prete. Poi gli insulti, prete pedofilo e molto altro, e la chiamata al 113 con gli agenti intervenuti poco dopo. È possibile che dei ragazzini possano fare quello che vogliono in casa d'altri, conclude don Roberto, offendere con un linguaggio che fino a poco tempo fa non apparteneva nemmeno alla suburra, che possano picchiare il parroco settantenne e per legge debbano rimanere impuniti? Stesse domande che si pongono i cittadini. Bisognerebbe che qui i ragazzi passassero per le mani come una volta, cioè trovassero quelli del formaggio che li sistemassero per le feste, allora forse non farebbero più quello che hanno fatto. I bambini vanno educati come i cani. Se tu a un cane la prima volta che ti siedi a tavola gli dai qualcosa da mangiare, non ti leverai più il cane dal tavolo. I bambini la stessa roba, se tu gli fai fare la prima roba quello che vuole, lo farà tutta la vita. I genitori quando ero piccolo un po' di Marghera era un po' di Maraia, diciamo, però adesso è grave la situazione. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato una nuova riunione del tavolo di governo sull'autonomia. Lo ricorderete, giovedì scorso il vertice a Roma con tutti i ministri è finito con una lite, con uno strappo che ha bloccato nuovamente i lavori. Ebbene, nuovo tavolo il prossimo venerdì, 19 luglio alle 13, lo si è appreso da fonti di governo. Intanto nel Bellunese sindaci in rivolta contro i tagli al fondo creato per la fusione dei comuni. Che non possiamo andare di fronte ai nostri cittadini a proporre un progetto di fusione quando uno degli elementi fondamentali, che è il contributo straordinario, non c'è. Roberto Padrini è presidente della provincia di Belluno e sindaco del comune di Longarone, che dal 2014 si è fuso con Castellavazzo. Il taglio orizzontale disposto dal governo al fondo istituito per incentivare la fusione dei comuni per la sua amministrazione sfiora i 400.000 euro. Va peggio al neo comune di Borgo Valbelluna, che ha riunito i comuni di Meltre, Chiana e Lentiai, che rispetto alle previsioni riceverà 850.000 euro in meno. Una sforbiciata pari al 60% che penalizza non solo le casse ma anche e soprattutto i servizi ai cittadini. Il concetto della fusione dei comuni è un concetto molto più ampio e che sicuramente è determinato in parte dal discorso dei fondi che lo Stato ti eroga come contributo straordinario, però è un discorso secondo me più ampio, che ha una lungimiranza diversa ed è un'opportunità per il territorio, soprattutto per alcuni comuni i quali si trovano in grandi difficoltà dal punto di vista del personale. Non si possono tradire i patti, non si possono stravolgere le regole in corsa, tuonano i sindaci che con ANCI la settimana scorsa si sono riuniti a Roma al tavolo convocato per chiedere con forza al governo e al Parlamento di stanziare i 31 milioni che mancano all'appello per garantire nel 2019 i contributi necessari alle realtà che negli anni hanno intrapreso la via della fusione, così come previsto dalla legge vigente. Io ho avuto anche contatti col sottosegretario e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti, mi ha garantito che faranno il possibile per trovare questi 30 milioni mancanti. Quello che però è da capire è il futuro, perché se il governo
non vuole portare avanti un ragionamento sulle fusioni, è chiaro che a questo punto questo, diciamo così, gruzzolo di soldi che sono stati messi a disposizione dovrà rimanere quello. Le fusioni non sono la panacea di tutti i mali e però si sono fatte per dare servizi migliori ai cittadini, per fare investimenti che comportano risparmi alla spesa corrente, una prospettiva che deve essere rispettata e garantita. Gli enti locali sono gli enti sempre più tagliati rispetto a tutti gli altri e questa parabola non penso si possa interrompere, quindi andremo sempre in peggio, non in meglio, visto un po' la situazione economica del nostro Paese. Pochi istanti di pubblicità e poi parleremo dei Pink Floyd. Rieccoci in studio in diretta, dunque un salto indietro nel tempo, 15 luglio 1989, 30 anni fa il ciclone Pink Floyd sbarcò a Venezia. Dallo spettacolo alle polemiche Antena 3 c'era in quella giornata storica. La meraviglia e lo shock, lo spettacolo, il trauma, la musica e la bufera di polemiche, tutto concentrato nelle 48 ore che Venezia non scordò mai. 30 anni dopo, l'eco della chitarra di David Gilmour si sente ancora. 15 luglio 1989, il giorno in cui la più grande rock band del pianeta sbarcò in laguna e fissò per sempre negli annali uno dei più grandi eventi musicali mai avvenuti in Italia. 300.000 persone per una festa del Redentore che i veneziani non scordarono facilmente. Ponte della Libertà bloccato dalla massa che arrivava in laguna, il palco galleggiante che spuntava come un'isola surreale nel bacino che si sarebbe riempito di barche e di spettatori. Un fiume di giovani che prese d'assalto il centro storico. Io faccio servizio informazioni qui in stazione. Quindi quanti ne ha visti di arrivare? Tanti giovani di buone speranze. E a finire sui notiziari di tutto il mondo non furono solo le note dei Floyd. Le immagini del dopo evento fecero il giro del mondo. Le istantanee shock di Piazza San Marco coperta di immondizie. Una bufera di polemiche sulla gestione del concerto, sulla città impreparata, ore e ore a pulire il salotto della città dai rifiuti e quant'altro. Richieste di dimissione della giunta. Un giorno dopo traumatico, eppure, a distanza di 30 anni, Venezia ora ricorda tutto questo con nostalgia. Un concerto storico, un evento diventato simbolo, forse irripetibile. Adesso parliamo del Dairy Day, un grande festival agricolo che si è svolto nella tenuta del più grande proprietario terriero in Italia. Dairy Day, il numero 7, questo qua è il ritorno. Più di 50 trattori in parata, almeno 10.000 le persone che hanno voluto intervenire al grande festival agricolo del nord Italia. Ma cos'è il Dairy Day? Il Dairy Day è nata come un'idea di fare una prova, di fare non la solita prova in campo con i trattori, ma di fare una cosa diversa, di dare un tono molto più empatico, di dare un senso di appartenenza, di dare un senso di orgoglio a chi fa agricoltura. Come consorzio agrario essere qui presenti per noi è estremamente importante, con un marchio importantissimo come John Deere. Organizzata così credo che in Italia, osiamo dire anche in Europa, ma non è per vanto, ma è perché così premiamo anche lo sforzo di tutti quelli che organizzano questo evento. Una parata con così tante macchine tutte in fila è emozionante. E in effetti l'esibizione muscolare di questi bestioni da 600 cavalli non poteva lasciare indifferenti. Grande potenza gestita però con disarmante semplicità, attraverso un touchscreen intuitivo, come un comune smartphone. Che cosa ti permette di fare? Di memorizzare un cliente, memorizzare un campo,
C'è stato un grande sviluppo nel settore della telemetria, dell'utilizzo dei sistemi satellitari per lavorare in agricoltura in modo efficiente, consumando meno risorse, essendo più precisi e assicurando una migliore qualità del prodotto finale. In questa edizione ai tradizionali colori giallo-verde è stato affiancato il rosa. Si è voluto infatti premiare l'abilità di giovanissime truck driver come forma di doveroso riconoscimento al ruolo del femminile in agricoltura. Ilaria, vengo da Loreggia in provincia di Padova. Angelica Muscari, ho 27 anni e vengo da Parma. Un'azienda, quasi un'azienda su 3 ormai è condotta da una signora, da una ragazza, e secondo me danno all'agricoltura una declinazione diversa di quella che dà il maschio, danno una declinazione che è un'agricoltura più sostenibile, che è più sociale, che è più biologica, che è più etica. Nome? Camilla Guarotto. Quanti anni? Ho 19 anni. Sono Elena Riva, ho 23 anni, vengo da Vicenza, sono contentissima di essere qua oggi e di aver avuto questa possibilità e di portare avanti anche la forza femminile in questo settore. A 20:10 dopo il telegiornale di Treviso per parlare della strage dei ragazzi, ovviamente del dramma di Jesolo con Stefano Busolin della Lega e il professor Marino Biscaro, appunto per parlare di sicurezza stradale. Poi alle 21:15 torna Ring, il talk show del lunedì, la politica alle corde, parleremo ovviamente anche della strage del sabato sera, ma anche di autonomia, visto oggi la nuova convocazione di venerdì a Roma e le grandi navi. Lo faremo con l'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico, Marcello Bano della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al meteo. Bel tempo sul nostro territorio, quella di martedì 16 luglio sarà una giornata all'insegna del sole ovunque e senza precipitazioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, l'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile dappertutto. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso sulle Alpi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature stazionarie con minime tra 12 e 19 gradi, i valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole anche sulla nostra regione con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sarà possibile solamente sui settori montuosi ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi tra i 27 e i 29 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, solo con qualche nube in più, soprattutto sui settori alpini di confine, ma senza piogge associate. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime sui 30 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci.